E cambiamo argomento, esami clinici a portata di click. Anche a Verona, come già in altre città del Veneto, sarà possibile accedere online ai referti. Una novità attesa da tempo che eviterà così ai cittadini le corde agli sportelli dell'USL. Basta inserire il codice fiscale e il numero fornito con la prenotazione, un clic ed ecco nel computer di casa il referto dell'esame medico, senza code, senza andare in ospedale. La novità campeggia sul sito dell'ULSS 20 di Verona. Meno file più file, progetto di informatizzazione dei referti, esami di laboratorio, radiografie e non solo. Si chiama Veneto Escape, è coordinato da Arsenal.it, il centro veneto per la sanità digitale, e quella veronese è la tappa di un piano per modernizzare la sanità regionale. È partito da Treviso ed è un progetto che sarà operativo in provincia di Verona entro la fine del 2011. Per novembre del 2011 sarà la possibilità di fruire di questo servizio in provincia di Verona. Per la fine del 2012 sarà possibile fruire di questo servizio a livello di Veneto. Il cittadino da casa sua ha a disposizione uno sportello 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Comodità e vantaggi economici. Per ogni esame scaricato sono 12 euro a persona risparmiati, tra costi di benzina, parcheggio, viaggio e attesa. In totale per la provincia di Verona sono 10.800.000 euro che restano in tasca ai cittadini. Per il Veneto saranno 72 milioni, ma anche le ASL della regione avranno benefici. Circa 7 milioni e mezzo di euro in 4 anni per quel che concerne il Veneto, che non è un risparmio da poco. Per chi poi, come le persone anziane, avesse qualche difficoltà con la tecnologia, si stanno studiando accordi con medici di base e farmacie per poter andare lì a scaricare gli esami.